In queste situazioni più che rassicurare bisogna preoccupare, nel senso proprio etimologico del termine, occuparcene prima. Il modo migliore per affrontare l'emergenza è pianificare e testare senza sosta le pianificazioni per non farsi cogliere impreparati in caso di calamità. Il Nord-Est 2013 è stata l'emergenza ipotizzata sulla carta che ha verificato la capacità di intervento della grande macchina della protezione civile. La simulazione di un terremoto di magnitudo 5.8 con epicentro nel comune di Tambre, con effetti che hanno interessato le province di Pordenone e Treviso, si è svolta per posti di comando per testare la funzionalità del flusso di informazioni e le procedure di attivazione del coordinamento attraverso il coinvolgimento di volontari sul posto, delle colonne mobili d'emergenza di Trento e Bolzano, attività logistiche sul campo, evacuazione di scuole, comunicazione e informazione alla popolazione e formazione degli operatori di protezione civile. Purtroppo il tallone d'Achille del nostro sistema sia una non perfetta, puntuale, omogenea pianificazione sul territorio, ma ancora di più, oltre a pianificare, bisognerebbe verificare che questi piani siano realmente efficaci. Quindi l'esercitazione per noi è la massima espressione della verifica della bontà di una corretta pianificazione. L'esercitazione nazionale è durata tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio a Longarone c'è stato il rompete le righe, il debriefing che ha fatto il punto della situazione a consuntivo di una giornata molto intensa. Nord-Est 2013 è stata promossa e realizzata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile d'intesa con le regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto nell'ambito del cinquantennale del Vajont. La 3 giorni della Protezione Civile si è aperta ieri a Longarone, d'obbligo una riflessione sulla calamità che il capo della Protezione Civile ha definito antropica. Credo che la dimensione di questa tragedia annichilisca ogni mente, ripeto, al di là del ruolo che ognuno di noi ricopre. E al di là dei sentimenti poi c'è come dire, la determinazione affinché queste cose non si ripetano, perché questa non è una tragedia naturale, è una tragedia dell'uomo. 50 anni fa gli interessi di parte, meglio di una parte, prevalsero su quelli generali e la natura presentò un conto salato. Bisogna vigilare, bisogna rendere consapevoli la gente, bisogna informare la gente, bisogna che ognuno di noi sappia in che territorio vive, quali sono i rischi che insistono su quel territorio, quali sono i comportamenti da tenere, quali sono i necessari compiti delle istituzioni perché gli eventi, pur tragici, non abbiano conseguenze nefaste.